Dopo 13 ore di volo, il Papa regala un primo sorriso a Panama mentre ancora attende di scendere dalla scaletta dell'aereo. 2000 i giovani che lo attendono con calore. Panama ti riceve con allegria, si legge in uno striscione, mentre le bandierine sventolano con gioia. Dopo il saluto al comitato di accoglienza e al presidente Varela, Francesco, prima di partire per l'annunziatura, si concede un momento d'incontro con la folla, saluta, stringe le mani, bacia i bambini presenti. È il segno dell'entusiasmo che si respira nel paese per l'arrivo del pontefice. Sono 150.000 i ragazzi iscritti alla 34esima giornata mondiale della gioventù, il cui motto è «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». Molti di loro salutano Francesco lungo tutti i 28 chilometri che separano l'aeroporto internazionale dall'annunziatura apostolica. La gioia alle stelle, come si vede dalle immagini del nostro volontario Andrea Musto.